La Conferenza Episcopale Siciliana esprime preoccupazione sulla proposta di legge che prevede il suicidio medicalmente assistito. I vescovi ribadiscono che la Chiesa ha sempre difeso la vita umana dal concepimento fino alla morte naturale, con una particolare attenzione alle fasi fragili dell'esistenza, ed è contraria ad ogni forma di accanimento terapeutico e all'eutanasia che è sempre un atto contro la vita umana. Auspica che, a livello regionale e nazionale, si giunga ad interventi che tutelino la vita e, condividendo quanto dichiarato dalla Conferenza Episcopale Italiana, ribadiscono che la legge sulle cure palliative non ha trovato ancora completa attuazione. Queste devono essere garantite a tutti, in modo efficace ed uniforme in ogni regione, perché rappresentano un modo concreto per alleviare la sofferenza e per assicurare dignità fino alla fine, oltre che un'espressione alta di amore per il prossimo. Per questi motivi, i vescovi riconoscono necessaria anche la promozione di strutture idonee e la istituzione di percorsi formativi per operatori sanitari ben preparati ad accompagnare gli ammalati e le famiglie che usufruiscono delle cure palliative, le quali, anche se non possono guarire, sono in grado però di lenire le sofferenze causate da malattie. Invitano perciò anche le strutture sanitarie, che appartengono al mondo ecclesiastico, ad individuare le scelte opportune per incentivare i centri ospice nell'isola, offrendo maggiore opportunità a chi è nella sofferenza di usufruire delle cure palliative.